andiamo a spiegare un po' come funziona questo eCash, sviluppato dalla società DigiCash, che ha dichiarato bancarotta nel 1998. Partiamo da una situazione problematica e poi arriviamo da quella a capire la soluzione applicata. Io, Vez, porto 100 euro alla mia banca e le chiedo di darmi un assegno con lo stesso valore dentro una busta con un numero di serie 123 e chiedo che chiunque si presenti con la busta sigillata con quello specifico numero possa ricevere immediatamente dallo sportello 100 euro. A questo punto io mi porto dietro la busta e voglio fare degli acquisti. Quindi entro in un negozio, prendo le mie cose per un totale di 100 euro e provo a pagare. E il negoziante mi guarda un po' perplesso e mi dice: guarda che non sono stupido, potresti aver scritto tu 123 sopra la busta, chi mi assicura che la banca mi darà i soldi? E io lo accetto, ha senso, rispetto alla sua perplessità e torno dalla banca. Chiedo quindi alla banca che mi metta un timbro con la cera lacca sulla busta che nasconde un secondo codice che è 456. Per trovare il secondo codice bisogna per forza compromettere l'integrità del sigillo con la cera lacca. A quel punto il negoziante vede la mia busta con il timbro della banca e si fida, lo accetta. Fa un pochino di pressione per rompere il sigillo, trova il secondo codice, lo inserisce sul suo computer e gli vengono accreditati immediatamente nel conto corrente i 100 euro. Se il sigillo fosse rotto e il codice già inserito, lui non riceverebbe nulla dalla banca. È per quello che vedendolo integro e inserendolo nel PC può assicurarsi che questa busta non sia già stata spesa. Quello che è successo è che il commerciante non ha la benché minima idea di chi gli abbia dato questi 100 euro, però la banca lo sa. E quindi, visto che vogliamo fare dei pagamenti completamente anonimi anche per la banca, dobbiamo trovare un modo diverso di fare le cose. Torniamo al punto di partenza. Io do 100 euro alla banca e non chiedo più a lei che sia messo l'assegno dentro una busta segnata, ma me lo metto io da solo in una busta bianca. A questo punto io chiedo alla banca di mettere il codice 456 e di porre il sigillo con la cera lacca alla busta bianca. A questo punto ovviamente il banchiere mi guarda e mi fa: ma sei scemo? Io non so che cosa ci sia dentro la busta, perché me l'hai chiusa tu. Come faccio a sapere che mi hai dato 100 euro e non me ne chiedi indietro 100 milioni? Tra l'altro non la so riconoscere rispetto a tante altre buste di questo tipo che mi presentano con importi diversi al loro interno, perché sono tutte bianche e non so se quella busta è tua. Io però a quel punto faccio vedere alla banca come funziona il sistema delle buste bianche, come vengono inseriti all'interno delle buste bianche gli assegni. Gli faccio vedere che è sicuro, non è falsificabile e non ci può essere dentro la busta bianca un assegno di importo maggiore rispetto a quello che ho versato. Il banchiere se la studia bene, accetta il protocollo e appone il codice 456 e il sigillo in cera lacca, perché effettivamente non rischia nulla a farlo, visto che sarà chiamato a pagare massimo quanto versato. A questo punto abbiamo risolto il problema dell'anonimato, per il semplice motivo che il negoziante vede il sigillo della banca e si fida, e la banca si è studiata il protocollo con il quale metto l'assegno all'interno della busta e l'ho ritenuto sicuro. Sono quindi finalmente anonimo sia rispetto al negoziante che rispetto alla banca, al governo o qualunque altra persona che cerchi di risalire a chi sia realmente la persona che sta eseguendo quel pagamento. Questo protocollo fu accettato da diverse banche negli anni 90, prima tra tutte la Mark Twain Bank, e tra le più note abbiamo la Deutsche Bank in Germania, la Credit Suisse in Svizzera e la Bank Austria appunto in Austria. Ora che è chiaro a tutti come funziona, vi spiego a cosa corrispondono i vari codici e le varie buste. L'assegno all'interno della busta bianca è l'ordine di pagamento di 100 euro. Il processo per il quale io lo metto all'interno della busta bianca è un complesso sistema di calcoli matematici che rende il contenuto dell'ordine di pagamento criptato. Nessuno può leggere quello che sta all'interno della busta se non ha una chiave di decriptazione, che possiedo io e che in questo caso è 123. A questo punto quello che fa la banca è criptare non l'assegno, perché non lo imbusta direttamente la banca l'assegno, ma la mia busta bianca già criptata, quindi non può sapere a chi appartengono quei soldi. La chiave di decriptazione che usa la banca per autorizzare il pagamento è 456 e la cera lacca con la quale chiude la busta è un complesso sistema di calcoli matematici che rende la prima busta, già criptata a sua volta una seconda volta.
Siamo quindi giunti al termine di tutto questo procedimento. Vi ricordo che questa spiegazione è puramente divulgativa. Ciò significa che non entra nel dettaglio tecnico di come funziona né la crittografia né l'intero protocollo. Il video termina qui ed essendo una modalità sperimentale di video che ho voluto fare all'ultimo momento in realtà, vi chiedo di lasciare scritto qui sotto nei commenti se avete apprezzato oppure no questa modalità di spiegazione. In base al riscontro che avrò nei commenti, deciderò se adottare questo metodo anche in future serie.